Il centenario della sezione ANA da Piazza Borsa, cuore dei festeggiamenti, l'urlo del presidente nazionale Favero al governo: ora mai più ripristinare la leva obbligatoria, serve insegnare ai giovani unità, solidarietà e saper fare. E non usa mezzi termini l'alpino Giancarlo Gentilini, parlando della fine della leva obbligatoria. La Naia era maestra di vita, dice: sparerei alla schiena a chi l'ha uccisa. L'emozione dello sfilamento da San Pelaio lungo le vie del centro, l'onore ai caduti in Piazza Vittoria e la stele commemorativa in Piazza Borsa, come una mini adunata, dice il presidente piovesano. Treviso riparta anche dagli alpini, dal senso di unità e pacificazione, il messaggio del sindaco Mario Conte della città festosa, anche dal vescovo Tomasi, grazie alle penne nere. Intanto, poche ore dopo la festa alpina, il doppio sit-in sulle mura, il ritrovo dei No Green Pass in piazza Santa Maria dei Battuti, il popolo arcobaleno contro lo stop al DDL Zan. PD annuncia una mozione anti-omofobia in Consiglio Comunale. Rave party lungo il Piave, a Susegana identificati dai carabinieri 70 giovani arrivati con auto e furgoni. È morto Ennio Fortuna, mezzo secolo nella magistratura, fu membro del CSM, da procuratore generale indagò anche su una bomber. Da Salgareda la straziante storia di un 56enne morto di tumore a 11 anni di distanza dalla moglie, sposata quando ormai lo stesso male se la stava portando via. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano la grande festa con l'evento clou di oggi per il centenario della sezione ANA di Treviso, che abbiamo raccontato in diretta, nella lunga diretta a partire dalle 7:50 di questa mattina. Partiamo dalla fine, dal cuore del festeggiamento finale in Piazza Borsa per il centenario della sezione ANA, e da dove il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, ha chiesto a gran voce, gridando al governo e alla politica, il ripristino della leva obbligatoria, necessaria, detto, per tramandare alle nuove generazioni i valori di unità e solidarietà, ma anche del saper fare. C'è anche un appello ai sindaci. Da qui, da Treviso, deve partire il messaggio forte, lo dico anche ai sindaci: facciamo un'azione comune, chiediamo con forza quello che già la Regione Veneto e la Regione Friuli hanno già chiesto: un ritorno a un servizio obbligatorio per i giovani. Chiediamolo, non dobbiamo avere paura. Lo grida alla piazza il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero, lo ribadisce ai sindaci: per trasmettere alle nuove generazioni i valori di unità, di solidarietà, i valori delle penne nere, va ripristinato per i giovani un periodo di servizio alla comunità. È necessario coinvolgerli se vogliamo unità, se vogliamo capacità di trasmettere i nostri valori anche al futuro. È quello che noi chiediamo. Guardate, non lo chiediamo per noi. Qualcuno dice: beh, lo chiede l'associazione perché vuole nuovi iscritti. No, lo chiediamo per l'Italia a cui noi vogliamo bene. Dal cuore della città, che celebra i 100 anni della sua sezione, Favero spiega che i campi scuola sperimentali di questa estate hanno dato ottimi risultati. Anche alla luce dello sforzo compiuto durante la pandemia, gli alpini sono titolati a chiedere al governo di riaprire il capitolo leva. Noi non pretendiamo che sia la leva di una volta, pretendiamo semplicemente che tutti i giovani facciano un momento di servizio agli altri. Oggi a scuola non insegnano quelle cose che sono fondamentali. Quando c'è l'emergenza bisogna saper usare la pala, non il computer. E allora, se non gli insegniamo queste cose, quelle più banali e quelle più semplici, un domani non avremo nessuno capace di intervenire nel momento di necessità. Gli alpini sono portatori di un senso di bene comune che occorre ritrovare, gli fa eco il sindaco Mario Conte. E mai come in questo momento abbiamo bisogno di ritrovare la pace sociale, e credo che gli alpini siano per questo motivo la fonte di ispirazioni che oggi non celebrano la fine di questa festa, ma l'inizio di una nuova fase sociale che si deve ispirare alla fratellanza degli alpini. Solidarietà, pacificazione e abnegazione, i tre cardini ricordati anche dal vescovo Monsignor Michele Tomasi nella messa al Duomo. Alpini che sono tornati a ritrovarsi, a sfilare insieme per le strade della città fino al momento finale, lì dove tutto è iniziato. Sono stati giorni con tante difficoltà, con paure, però anche gli alpini buttano sempre il cuore oltre l'ostacolo. E come c'è scritto sul Dosso Trento, per gli alpini non esiste l'impossibile. Noi siamo riusciti a fare una semi-adunata, potrei dire, un bel raduno come si poteva fare tanto tempo fa, che si era un po' dimenticati.
In piazza Borsa lo scoprimento della stele che ricorda il centenario della fondazione, lì dove sorgeva la prima sede della sezione, l'albergo Stella d'Oro. Stele che da qui in futuro ricorderà queste giornate in attesa del prossimo raduno in città, e il presidente Piovesan accarezza l'idea di un'adunata triveneta, ma solo a partire dal 2027. Potrebbe essere papabile. In mattinata anche il messaggio del governatore Zaia, che ha scritto: gli alpini sono da sempre una certezza, un punto di riferimento e simbolo di tenacia e passione, prima di arrivare e ultimi ad andarsene. Il tributo di affetto e riconoscenza che Treviso e la Marca offrono oggi alle penne nere è doveroso e sentito da parte di tutti noi. Allora siamo partiti dalla fine con la targa, la stele commemorativa, e da piazza Borsa invasa pacificamente dagli alpini torniamo indietro. Riavvolgiamo il nastro e vediamo dalla sezione di San Penaio a Piazza Vittoria, con l'omaggio ai caduti, le immagini e le voci dello sfilamento delle penne nere in città. Viviamo momenti storici, epici, e siamo qua nella ripresa, è già grande, è già bello. Esatto, e soprattutto tornare tutti insieme ancora una volta a ribadire questo nostro spirito comune. Assolutamente sì, è un'amicizia che abbiamo consolidato e che viviamo, ciascuno nei nostri cuori, ma insieme col gruppo. Ma tengono il passo? Quando? Tengono il passo? Sì, abbastanza, data la situazione. Ma perché non dà la cadenza? No? Il problema è che non dà la cadenza, no? La cadenza la dà la fanfara, giusto? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Guardate questo mare di penne nere che stanno confluendo verso il Duomo per l'arrivo del Labar nazionale. Assente giustificato dalla kermesse alpina per problemi di schiena, Giancarlo Gentilini ha comunque mandato il suo messaggio alle penne nere attraverso i nostri microfoni e non ha mancato di infervorarsi a suo modo sul tema di cui abbiamo già parlato, cioè della naia scomparsa. La naia era una grande maestra di vita. L'hanno abbattuta, sparerei alla schiena a tutti quei politici e a tutti anche i militari che hanno fatto questo omicidio nei confronti dell'Italia. La naia uccisa. Non usa mezzi termini Giancarlo Gentilini, d'altronde non l'ha mai fatto, e il suo pensiero sulla leva obbligatoria e i valori di questa esperienza sono ancora più forti di prima. Causa acciacchi, un Gentilini assente giustificato dalla kermesse in città, ma sempre presente col cuore. Io ho fatto 50 adunate, ma questa volta volevo venire in Piazza dei Signori, ma il mal di schiena me lo ha impedito. Ma
io sono qua con voi per salutare tutti gli alpini e un grande abbraccio a tutti i cittadini, perché per me questa è stata un'ondata di italianità, è stato un omaggio al tricolore, l'unica bandiera che io amo, ho sempre amato e amerò finché vita mi darà. Ecco, io sono convinto che queste adunate sono un insegnamento per i giovani e vedo che i giovani qualcosa hanno imparato da noi vecchi. Io cercherò di trasmettere la mia carica vitale alpina perché sarà l'unica che salverà anche il futuro molto oscuro delle nostre generazioni. Infine una promessa forse strappata allo sceriffo che nel salutare le penne nere non manca di commuoversi. Se veniamo a prenderla viene a Rimini con noi. Ah, vedi, io ho fatto 50 adunate, facevo delle sfilate di 3, 4, 5 chilometri, ma l'età ha le sue esigenze. Ma comunque col pensiero sarò sempre vicino fino all'ultimo anelito di vita, sarò sempre vicino alle mie truppe alpine. Ieri sera, l'avete visto nell'altra nostra diretta seguitissima da tutti voi, protagonisti sono stati i cori alpini in città, ma come molti avranno notato, tra una parte del centro e poi anche nella zona di Viale Montegrappa, l'illuminazione pubblica era scarsa, colpa di un guasto a una centralina elettrica sul quale il Comune sta intervenendo e che ancora non è stato risolto, tanto che il parziale blackout iniziato ieri è proseguito anche nella giornata di oggi. I tecnici sono al lavoro per cercare di intercettare il guasto lungo la linea e la speranza è quella di riuscire a risolvere il problema entro domani. Questa sera intanto alle 20:30, per chi si fosse perso una parte della sfilata o la sfilata stessa, oggi lo sfilamento degli alpini, vi riproporremo la replica dello sfilamento degli alpini della sezione di Treviso per questa celebrazione del centenario. Potrete così rivedere le fasi più emozionanti della lunga festa delle penne nere e il caloroso abbraccio che la città ha come sempre riversato agli alpini. Questa sera alle 20:30 la replica dello sfilamento delle penne nere per Treviso. Lo si sapeva, oggi a Treviso era anche giornata di sit-in, a partire dalla protesta, la nuova domenica di protesta per il popolo Green Pass che si è dato appuntamento nuovamente al bastione di San Marco nel pomeriggio lungo le mura cittadine. Al grido "La gente come noi non molla mai", il gruppo Uniti per la Libertà a Treviso ha organizzato il sit-in a sostegno del comitato 15 ottobre dei portuali di Trieste. Erano presenti tra le 200 e le 300 persone, tra loro anche l'avvocato veneziano Marco Sitran, che vediamo nelle immagini, che ha esortato i colleghi legali a difendere gratuitamente le persone che dopo l'introduzione del certificato verde hanno avuto ripercussioni sul luogo di lavoro. Imponente il dispiegamento di forze dell'ordine, carabinieri, polizia, agenti della locale. Non ci sono stati però momenti di tensione. Diverse le persone che hanno preso la parola, alla fine sono state recitate anche delle preghiere come è successo negli scorsi appuntamenti. La questione, hanno ribadito gli organizzatori, è infatti anche spirituale. Ma non c'era solo il sit-in dello Green Pass, c'era anche quello del popolo arcobaleno contro lo stop al DDL Zan in piazza Santa Maria dei Battuti. Il nostro messaggio è che Treviso vuole protestare contro quanto è successo in Senato, vuole dimostrarsi indignata. Rispetto è la parola più ripetuta in piazza Santa Maria dei Battuti alla fine della settimana che ha segnato l'affossamento del DDL Zan contro l'omotransfobia, eppure il problema rimane, rimarcano i manifestanti, tra loro insegnanti e genitori. Ho avuto un sacco di figli perché sono un insegnante e come tale vedere che i miei alunni, dopo che noi gli insegniamo cosa vuol dire la democrazia, cosa vuol dire la socialità, il rispetto di tutti quanti, poi vengano maltrattati. Dunque mio figlio per fortuna mi ha fatto il coming out quando era già 1,90, per cui insomma ero abbastanza tranquilla, però ovviamente nei luoghi di lavoro ci sono sempre le battutine, lo sguardo. A parlare anche Irina, a riconoscere la sua famiglia ora e pure lo Stato. A maggio abbiamo ottenuto finalmente, dopo quasi 2 anni di attesa, la sentenza che riconosce mia moglie
con cui sono unita civilmente, come madre legale a pieno titolo e pieni diritti la mamma di nostra figlia che ha 5 anni e mezzo. Ma la partita dei diritti resta politica e arriverà in Consiglio Comunale a Treviso. Certamente servirà un attivismo anche da parte dei consigli comunali, ne abbiamo già parlato soprattutto nell'ultimo Consiglio Comunale, continueremo probabilmente con una mozione. In piazza anche il sindacato con la CGIL. La società reale è più avanti perché comunque nelle persone c'è rispetto, ci sono diritti, c'è riconoscimento delle persone. Oltre a questa piazza che è importantissima, ci vedremo il 27 novembre a Roma al corteo nazionale di Non Una di Meno. Questa legge poteva essere un passo avanti, siamo tornati nel Medioevo, le streghe invaderanno le strade. Chiudiamo questa lunga pagina dalla festa degli alpini, le manifestazioni di oggi a Treviso. È morto all'età di 87 anni il procuratore generale Ennio Fortuna, in pensione dal 2009. Fortuna si è spento nella notte a Venezia, in magistratura per 50 anni, membro del CSM, procuratore della Repubblica a Bologna e procuratore generale in Corte d'Appello a Venezia. Affrontò casi giudiziari saliti alle cronache nazionali, come l'indagine su una bomber che coinvolse anche la Marca trevigiana. Fu lui a decidere l'unificazione dell'inchiesta sul bombarolo del nord-est e a contestare l'aggravante del terrorismo che portò il procedimento proprio a Venezia. Era anche attivo in politica, sempre a Venezia era stato consigliere dell'UDC. E adesso il blitz dei carabinieri a Susegana per un rave party, identificati 70 giovani. Sono entrati in proprietà privata e si sono portati in questa zona demaniale. Questa riunione non era autorizzata, per cui sono stati sgomberati immediatamente. Sono intervenuti all'alba i carabinieri delle compagnie di Conegliano e Treviso, affiancati dalle squadre di intervento operativo del 4° battaglione di Mestre, per sgomberare da un'area lungo il Piave a Susegana decine di giovani radunati per un rave party. Una settantina i soggetti identificati, provenienti non solo dal Veneto ma anche da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Austria e Repubblica Ceca, arrivati a bordo di auto e furgoni. Tra loro una trentina di trevigiani e anche i soggetti già noti per possesso di stupefacenti e abuso di alcol. Ora saranno segnalati all'autorità giudiziaria. È stata la musica ad alto volume ad attirare l'attenzione dei militari. Sono andati a riscontrare che cosa c'era, hanno visto che cosa succedeva, hanno chiamato rinforzi, sono intervenuti in forza con 15 persone e quindi li hanno fatti sgomberare e hanno sequestrato il materiale. L'episodio in via ex Bombardieri. Per Susegana è la prima volta che un'area a ridosso del Piave viene invasa per un rave. È chiaro che quella è una zona che non è normalmente frequentata perché è una zona di cantiere, una zona demaniale accanto al Piave e quindi in questi 3 giorni magari meno presidiata. Peraltro sono molto contenta che da parte delle forze dell'ordine ci sia invece stato un riscontro immediato. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione, cioè allerta gialla, per rischio idrogeologico su alcuni bacini del territorio a partire dalle 14 di domani, lunedì 1 novembre, e fino alle 8 di martedì 2. Le previsioni infatti indicano il passaggio di un sistema perturbato con precipitazioni concentrate nella seconda metà della giornata. I territori maggiormente interessati dalla pioggia saranno il Basso Piave Sil, Livenza, Lemene, Tagliamento e la zona del Piave Pedemontano. E adesso da Salgareda una storia straziante, quella di un 56enne che è morto di tumore a 11 anni di distanza dalla moglie sposata 11 anni fa, quando ormai lo stesso male la stava portando via. Aveva sposato la sua Monia nel gennaio del 2010 con procedura d'urgenza all'ospedale di Oderzo. Le rimaneva poco da vivere, consumata dalla malattia, ad appena 38 anni. La donna era morta 4 giorni dopo. Ieri il tumore si è portato via anche lui, che di anni ne aveva 56. È un destino feroce quello che ha legato fino all'ultimo Monia Lazzaretti di Busco, di Ponte di Piave, e il marito Moreno Sartori, ex consigliere comunale di Salgareda. A distanza di 11 anni se n'è andato anche lui per lo stesso male, lasciando nel dolore e nell'incredulità i familiari, gli amici, i colleghi di lavoro della De Longhi. Aveva scoperto il tumore alla fine del 2020, si era ripreso, era tornato al lavoro, poi la recidiva. Un dolore per l'intera comunità di Salgareda. Amico personale del sindaco Andrea Favaretto,
aveva alle spalle una lunga militanza nell'amministrazione comunale. I funerali di Moreno Sartori, che lascia i fratelli Giancarlo e Gianfranco, saranno celebrati giovedì 4 novembre alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Salgareda. Pochi istanti di pubblicità.